Paola Chies, Conto alla rovescia per la mostra Rive di Ogliano. Quali sono le principali novità di questa edizione? Sì, siamo giunti alla 11ª edizione della mostra del Conegliano Valdobbiadene nel Rive di Ogliano, che è proprio l'eccellenza del nostro territorio e della nostra frazione. Noi inaugureremo la mostra il 23 di aprile alle ore 19, ma abbiamo anche un prologo il 22, una serata in cui presenteremo un vino, un libro a cui abbiamo lavorato parecchio in questi ultimi anni, dedicato alle ville venete e le dimore storiche di Ogliano, quindi ci sarà un prologo. Il 24 aprile un altro evento a cui teniamo particolarmente, che è la Cena della Tradizione, il nostro format di una cena a lume di candela per rievocare le tradizioni di un tempo, che quest'anno sarà dedicata all'incrocio tra le città italiane del vino, Conegliano Valdobbiadene, e il territorio del Vulture. Quindi metteremo assieme la nostra tradizione enogastronomica e quella di questo territorio con cui siamo stati nominati per il 2026-2027 città italiana del vino. Vengono confermati grandi appuntamenti come lo Spiedo, preparato sapientemente dal gruppo Alpini di Ogliano per il 3 maggio. Abbiamo una serie di iniziative che valorizzeranno il nostro territorio, quindi il 26 di aprile la passeggiata appunto tra le ville venete e di Ogliano con Laura Pasin, il 2 di maggio l'escursione al lago di Pradella organizzata in collaborazione con lo Yacht di Conegliano, e il 3 maggio accoglieremo sulle nostre strade di Ogliano la marcia dell'Avis con cui già da qualche anno stiamo collaborando. Tutta un'altra serie di eventi poi confermati, la grigliata di carne, grigliata di pesce, insomma un po' di novità e un po' di tradizione come nel nostro stile. Prima, durante il momento di presentazione di questa iniziativa, lei ha sottolineato molto il fatto che questo evento è una cornice, è un contenitore di collaborazioni con varie realtà territoriali. Ci può spiegare meglio qual era il messaggio che voleva veicolare con queste parole? Certo, noi già dall'inizio, appunto ribadisco, siamo all'11ª edizione, abbiamo sempre visto insomma questa mostra come un insieme di collaborazioni e anche, come è stato detto anche prima in conferenza stampa, un volano reciproco tra la nostra associazione ed altre associazioni del nostro territorio. Noi ad esempio per la cena del 24 di aprile avremo la collaborazione con Slow Food Alta Marca Trevigiana, e per la preparazione proprio dei cibi e della cena. Abbiamo collaborazione appunto con l'Avis già da qualche anno, ci pubblicizziamo a vicenda con la marcia dell'Avis e la nostra mostra del Prosecco, e abbiamo questa giornata del 3 maggio in cui chi vuole può fare la passeggiata e la corsa con la marcia dell'Avis e poi venire a mangiare lo spiedo da noi. Quest'anno abbiamo una nuova collaborazione con Kinesis per una passeggiata in Nordic Walking che si terrà la mattina del 1 maggio, che ci permette anche in questo caso di scoprire posti del nostro territorio, e altre grandi collaborazioni confermate con l'Istituto Cerletti, con cui già dallo scorso anno abbiamo volentieri ospitato gli studenti del Cerletti. Quest'anno ci è stata confermata questa disponibilità, oltre chiaramente alle associazioni del nostro territorio, quindi il gruppo folcloristico di Ogliano e il gruppo Alpini di Ogliano, con cui siamo sempre allineati quando si tratta di fare manifestazioni che debbano far risaltare la frazione di Ogliano. Secondo lei qual è l'ingrediente o gli ingredienti vincenti che consentono di riproporre ogni anno manifestazioni di questo tipo sul territorio? Sì, noi come dicevo prima dobbiamo trovare sempre un equilibrio tra la tradizione, perché una persona che viene a Ogliano si aspetta anche di trovare certe cose, ad esempio lo spiedo è immancabile nelle nostre manifestazioni, è proprio un marchio di fabbrica del nostro territorio, Ogliano in particolare, ripeto, col gruppo Alpini, penso che sia conosciuto e rinomato in tutto il nostro territorio, quindi trovare questo equilibrio tra la tradizione, gli eventi ormai confermati da anni, e le novità come possono essere appunto queste sperimentazioni che cercheremo di proporre durante la cena della tradizione, e inserire anche nuovi eventi come abbiamo detto la passeggiata Kinesis, le escursioni al lago di Pradella, e un altro appuntamento che è nato lo scorso anno ma abbiamo volentieri confermato anche per quest'anno è l'incontro con il presidente del consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene, Franco Adami, che incontra i produttori del nostro territorio,
perché è bene sì fare festa, valorizzare il nostro territorio, ma anche giusto magari parlarsi con gli attori che poi sono i protagonisti di questa manifestazione, cioè i produttori e le cantine del Conegliano Valdobbiadene.